Girone Sport City Serie A2, 13ª giornata in campo qui al centro sportivo Sport City. I Gunners in maglia rossa contro Toro Viola, ovviamente in maglia bianca e viola. I Gunners in cerca di una svolta per questa stagione, attualmente ottavi a 12 punti. Toro Viola che vuole dare continuità alla vittoria dell'ultima giornata, salire a 21 dei suoi 18 punti. Le squadre vanno a disporsi al centro del campo e poi nelle rispettive postazioni. Il Toro Viola si sposta da sinistra verso destra. Andiamo a leggere le formazioni delle squadre in campo. Eccoci qui: Toro Viola con numero 16 Calì, 11 Campopiano, 9 De Cristofaro, 10 Finello, 6 Messina, 7 Pera, 5 Piccinin, 3 Rascioni, 1 in porta Scala, 13 Zaccardi. Gunners che vediamo adesso sì da destra verso sinistra da destra verso sinistra, dicevamo, in maglia rossa, calzoncini bianchi, numero 11 Bernardi, 4 Botteghi, 5 Cordella, 1 in porta Delfini, Leoncavala 9 18, 3 Mazza, senza numero Poletti, 10 Poletti Valerio, 8 Passa, 7 Santa Maria, 20 Ceccarelli. Partita che prende il via in questi secondi con i Gunners in possesso del pallone per la prima azione del match. Vediamo verso il centro del campo Cordella, nuovo difensore centrale numero 5, pallone rilanciato in avanti per gli uomini dei Gunners. C'è subito un fallo, un gamba tesa, calcio di punizione fischiato dal direttore di gara a metà del primo minuto di gioco. Qualche secondo di gioco fermo, c'è un pallone di troppo nell'area del Toro Viola. Riprendiamo da qui, dai Gunners. Pallone toccato corto per il numero 8 che si sposta sulla destra, alla fine è fermato e può ripartire il Toro Viola. Un buon contropiede, sono 3 contro 3, l'intervento provvidenziale del numero 4 in maglia rossa Botteghi. Pallone nel frattempo riconquistato subito dal Toro Viola che va addirittura alla conclusione. Il tiro forse è deviato, no, non è così, rimessa dal fondo. Prima bella occasione per il Coso Toro Viola a 2 minuti dall'avvio del match. Brava la squadra in maglia bianca e viola a recuperare un pallone che sembrava perso con l'intervento di Botteghi. Meno buona la conclusione verso la porta difesa da Delfini. Adesso sono ancora i Gunners in possesso del pallone. Palla all'indietro per Cordella. Cordella sulla destra e il numero 8 che prima si è preso pericoloso, Marco Passa. Numero 8 profondo, Mazza. Paoletti, pallone riconquistato dal Toro Viola che rischia anche qualcosa. Alla fine Finello continua a cincischiare col pallone. Paoletti quasi arriva a rendersi pericoloso, alla fine è il Toro Viola ad uscirsene molto bene. Era stato Messina. Mazza verso il centro, ancora per Passa. Filtrante così così, recuperato dal numero 1 Scala. Toro Viola in avanti, perde un pallone il numero 16 piuttosto brutto, la sfera è sui piedi del numero 10 in maglia rossa Valerio Paoletti, palla sul fondo. Toro Viola, dicevamo, uscito vincitore dal suo ultimo incontro alla 12ª giornata e adesso sesto in classifica a 18 punti.
Gunners sono impegnati in una sfida quasi testa a testa, poco sotto, con lo Sporting Blues che scenderà in campo tra un'ora, subito dopo questo match, su questo stesso campo del centro sportivo Sportsini. Qui vediamo un continuo testa a testa sulla sinistra per il recupero del pallone che alla fine viene riconquistato dai Gunners e lanciato in avanti. Il pallone va a infrangersi addosso al numero 1 Alessandro Scala, da conclusione della posizione comunque piuttosto complessa. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto verso il centro, non c'è nessuno, il pallone spazzato via, arriva Cordella. Capitano in maglia rossa riconquista il pallone, allarga ancora sulla sinistra, l'intervento questa volta è buona la posizione dei difensori centrali, maglia bianca e viola, pallone rilanciato in avanti, non lo tocca nessuno, sicuro. Delfini. Buona la prestazione dei Gunners in questi primi 5 minuti. Le maglie rosse, nonostante un certo distacco in classifica con gli avversari, stanno decisamente mettendo in difficoltà il Toro Viola, che da parte sua deve ancora far vedere il proprio potenziale. Il pallone viene spedito in curva quasi verso la nostra postazione, invece rimane grazie all'effetto in campo, appoggiato verso il centro, riconquistato velocissimo il numero 3, battuto in velocità Santa Maria. Rimessa laterale per il Toro Viola. Bravo Andrea, guardalo! Però in diretta allo stesso Rascioni, Santa Maria lo spezza in avanti. Il tocco di prima a servire in velocità Bernardi. Il pallone però riconquistato dai ragazzi di rossa. Cordella. Cambio di gioco in direzione del numero 8 che va alla conclusione, c'è forse un tocco di mano. Vediamo l'intervento del direttore di gara, indica che il fallo c'è, ma fuori dall'area di rigore. Cinque minuti di gioco, questa può essere l'occasione più interessante della gara fino adesso, vinta per i Gunners, migliore in campo finora la squadra in maglia rossa. Al battere il calcio di punizione ci sono Botteghi e ci sembra di capire, sì, Pauletti. Vediamo chi dei due andrà alla conclusione, sembra più probabile il numero 10 Pauletti, la dalla posizione. Ovviamente ricolma di giocatori in maglia bianca. Botteghi si posiziona quasi a battere un calcio di rigore senza rincorsa, una barriera da 5 uomini. Una sola maglia rossa davanti al portiere avversario, pallone che passa. Deviato, sembra ci sia calcio d'angolo, però è così. Ed eccolo il calcio d'angolo per i Gunners, battuto basso sul primo palo. Il tentativo era quello di sorprendere Scala. Da parte sua non si fa ipnotizzare, una buona occasione per il Toro Viola, che poteva andare in contropiede, pallone toccato dai difensori in maglia rossa. Cordella. Cordella indietro per Delfini. Passa. Cordella, il pallone toccato, l'intervento di Passa non è niente male, in scivolata. È sempre il numero 8 che combatte alla fine, il pallone però è riconquistato dal Toro Viola che si sposta sul mancino, il tiro verso il centro, rischia qualcosa a Delfini, il tiro era di Rascioni. Un'occasione per il Toro Viola. Cordella in avanti. C'è stata qualche recriminazione sull'ultima rimessa laterale affidata al Toro Viola a metà di un contropiede degli avversari. Messina in avanti, la spizzata di testa del numero 9 capitano De Cristofaro. Cordella con l'esterno del piede aveva provato a lanciare in avanti Pauletti. Pallone troppo corto, messo via dai giocatori del Toro Viola. Messa laterale all'altezza del centrocampo per gli Gunners.
Aspettiamo l'ok del direttore di gara. Eccolo qui, pallone diretto a Paoletti. Toccate, può andare addirittura in contropiede il Toro Viola. Attenzione perché siamo in 2 contro 3. Aspettano forse qualche secondo di troppo. Sono tornati i difensori dei Gunners. Il pallone va comunque a De Cristofaro che va alla conclusione. Il gol dell'1-0 arriva dopo 8 minuti. La conclusione del numero 9, capitano Diego De Cristofaro. Il Toro Viola è avanti 1-0. Bravo Diego! Si stava comportando bene il Gunners questi primi 9 minuti di gioco, faceva girare bene la palla, la squadra avversaria parecchio schiacciata nei contropiedi del Toro Viola. Non hanno perdonato in questa prima occasione e De Cristofaro si è liberato bene, è andato a concludere anche in maniera spettacolare il gol dell'1-0 al 9° minuto. Il Toro Viola è avanti. Gunners costretto ad inseguire nonostante un avvio niente male. Scala ha rilanciato in avanti per Finello. Finello verso lo stesso De Cristofaro, forse c'è un pestone ai danni di un ragazzo in maglia rossa, si tratta di Santa Maria. Pestone inequivocabile e a terra sempre Santa Maria. De Cristofaro si sincera delle condizioni dell'avversario. Botteghi, Mazza prova ad andare da solo, tocca il pallone, rimessa per il Toro Viola in avanti, sempre a cercare De Cristofaro, chiuso alle spalle il numero 9, prova a girare attorno al pallone, il contrasto senza fallo, pallone sempre per il Toro Viola che cambia gioco molto bene sulla sinistra, è chiusa all'esterno in maglia bianca. Vediamo l'intervento ancora perfetto di Passa che forse subisce anche fallo, gioca anche da terra, non c'è nulla secondo il direttore di gara, alla fine è soltanto rimessa laterale per il Toro Viola, pallone battuto velocemente verso De Cristofaro, Cordella allungato, qualche difficoltà per disfarsi del pallone per il numero 11 Bernardi. Non chiama la palla per me, alzate! De Cristofaro con il petto. Botteghi. Sempre Botteghi in possesso del pallone, si concede qualche gioco di prestigio e alla fine gli portano via il pallone in 2. Pallone riconquistato appunto dal Toro Viola. Leziosi anche quei giocatori in maglia bianca che comunque si vanno a prendere una preziosa rimessa laterale. Messina all'indietro. Finello. Scattare Finello, scusate, il giocatore è Campopiano che è andato già a calcio di punizione per il Toro Viola. Messina. Spazio Messina, non lo chiude nessuno, alla fine il pallone toccato di prima sulla destra per Finello. Finello che va giù, il pallone che torna a Messina, l'intervento è comunque in ritardo per Passa, il calcio di punizione fiscale dovrebbe essere però il fallo precedente, infatti si dirige il direttore di gara, calcio di punizione per il Toro Viola. Ci sono De Cristofaro e Finello alla battuta, con ogni probabilità sarà il numero 9 ad andare a colpire il pallone in direzione dell'unico ragazzo in maglia bianca nell'area difesa da Delfini. 2 uomini in barriera, aspettiamo l'ok dell'arbitro. Sono presi qualche centimetro di troppo i ragazzi in maglia rossa della barriera. Si accerta della legalità dell'azione da fermo il direttore di gara. Aspettiamo l'ok, c'è De Cristofaro sul pallone. Ecco De Cristofaro va verso l'area avversaria. Schema così così, c'è soltanto rimessa laterale per il Toro Viola che ha comunque fatto passare un minuto abbondante di gioco fermo.
Finello verso il centro, una rovesciata tentata ma non riuscita tra le file in maglia bianca. Gunners che riesce molto bene a tenere il pallone in gioco, Paoletti in mezzo a due, Paoletti gli portano via la sfera, alla fine Santa Maria in rimpallo favorisce ancora il Toro Viola, pallone spazzato via senza tanti complimenti da Botteghi. E si ricomincia ancora a giocare. Qui abbiamo Santa Maria per Cordella, Gunners che deve sbrigarsi però a trovare qualche spiraglio tra la difesa strettissima del Toro Viola. Ci prova Botteghi, un bellissimo lancio di Botteghi in direzione del numero 8, passa. Molto molto bravo il numero 4, forse quasi sicuramente il migliore dei suoi in questa fase. Vediamo se ci smentisce rischiando qualcosa di troppo. Botteghi si fida un po' troppo decisamente delle proprie abilità. Il numero 4 che comunque non delude, riesce ad allargare bene per i Gunners che vanno in avanti. Bernardi porta a spasso il pallone, Bernardi alla fine serve sulla sinistra, il numero 3 che va alla conclusione quasi involontaria, sembrava più che altro un cross teso, il pallone comunque riconquistato da Scala. Delfini. Cordella. Santa Maria. Paoletti protegge il pallone, il numero 10 alla fine lo restituisce a Bernardi. Bernardi lotta anche lui, rientra sul destro, Bernardi riconsegna il pallone a Passa. Passa prova a far passare il pallone, scusate l'involontario gioco di parole. Il pallone che comunque viene spazzato via senza complimenti dai ragazzi del Toro Viola. Al quarto d'ora avanti 1-0, ricordiamolo il gol del numero 9 De Cristofaro. C'è forse un fallo commesso dal Toro Viola. Proprio così noi andiamo brevemente in pausa per questo time out. Finito il tempo per il time out, si riprenderà da questo calcio di punizione per il Toro Viola, avanti 1-0 dopo 16 minuti di gioco. Qui al Centro Sport City, girone omonimo, Serie A2 di Lega Calcio a 8. Pallone toccato corto dai ragazzi del Toro Viola. L'intenzione è quella di far girare il pallone, evidentemente non c'è fretta nell'andare verso l'area difesa da Delfini. De Cristofaro in mezzo a tre riesce comunque a toccare in direzione di Finello che però si trova quasi chiuso da Passa che infatti gli porta via il pallone. Numero 8 avanti, prova a servire in profondità Paoletti, rimbalza però sui piedi del numero 5 che gli restituisce involontariamente il pallone. Ancora passo verso il centro, pallone toccato corto, non ci arriva per un millimetro il neoentrato Ceccarelli. Ancora Ceccarelli. È lui l'ultimo a toccare, messa dal fondo, sta rischiando qualcosa il Toro Viola sulle incursioni veramente devastanti di Marco Passa, numero 8 in maglia rossa. Vediamo Finello, manca l'aggancio, il numero 10, Cristofaro aveva allungato per lui un pallone di testa sulla rimessa dal fondo di Scala. Cordella per Botteghi. Botteghi ancora al capitano centrale difensivo dei Gunners. Cordella con il mancino verso l'inserimento di Ceccarelli che non arriva sul pallone, interviene sempre Scala, numero 1 del Toro Viola al 18° minuto di un primo tempo forse non esaltante in termini delle conclusioni. Non si sono quasi mai sporcati le mani i portieri di nessuna delle due squadre, ma comunque piuttosto vivace. Il pallone gira, il gioco si ferma di rado. Non possiamo certo lamentarci, si è visto di peggio. Pallone verso il centro, De Cristofaro si sposta ancora sul mancino, da lì ha segnato il primo gol. De Cristofaro ne segna uno speculare, fotocopia, ed è 2-0 per il Toro Viola dopo 18 minuti ancora con il numero 9, il capitano Diego De Cristofaro. 2-0 Toro Viola al 18° del primo tempo.
sfortunato anche i Gunners in questa fase di gioco. Quasi soltanto 2 conclusioni in realtà per il Toro Viola, entrambe andate in rete, qui nel frattempo c'è un calcio di punizione sempre per la squadra in maglia rossa. Vediamo se riuscirà a rendersi pericoloso il Gunners adesso che sono passati quasi 20 minuti e ci avviamo verso la conclusione del primo tempo. Riaprire la gara adesso potrebbe significare molto anche in termini emotivi, psicologici per i ragazzi in maglia rossa. C'è uno dei ragazzi che prova a calciare verso lo specchio, colpisce i pochi uomini in barriera lì davanti a lui. Deve decisamente inventarsi qualcosa di meglio il Gunners in questa fase. Le giocate arrivano quasi esclusivamente sulle azioni in solitaria di Passa, che ecco qui consegna il pallone a Roscioni. Mazza, scusate, Passa tiene palla in mezzo a 2, aspetta i compagni, alla fine serve Cordella sulla destra, Cordella verso Botteghi, il lancio ancora senza guardare la sponda di testa, manca l'aggancio Passa questa volta, attenzione perché il pallone è ancora buono, Santamaria sulla destra, tocca corto verso il centro, palla deviata, buona azione dei Gunners che si vanno a prendere un calcio d'angolo, niente male. Sono vivi i ragazzi in maglia rossa nonostante i 2 gol quasi ravvicinati con cui si chiuderà con ogni probabilità il primo tempo. Pallone messo giù da Paoletti, allontanato. Botteghi guarda sfilare Delfini. Botteghi Passa, Mazza quasi non si intende con Cordella rilancia in avanti, però sono decisamente più attenti in copertura i ragazzi in maglia bianca. Finito giù Ceccarelli, il calcio di punizione per i Gunners in fase difensiva, 21 minuti 4 al termine del primo tempo, sempre avanti il Toro Viola. Cordella, Botteghi. Chiede di sbrigare l'azione offensiva il mister del Gunners, non c'è però spazio per Cordella, si arrabbiano un po' i compagni di squadra, non c'è spazio per muoversi, le maglie bianche sono perfettamente distribuite in difesa. Proviamo con questo lancio lungo, vediamo Ceccarelli, arriva puntuale sul numero 20, il pallone non lo favorisce, poi il pallone ancora lì, va addirittura alla conclusione, il gol del 2-1 lo segna il migliore forse dei Gunners in questo primo tempo. Si tratta del numero 8 Marco Passa, il 2-1, un pallone che sembrava perso, riapre invece la partita, il gol del 2-1 a 22 minuti del primo tempo. Vediamo la conclusione da centrocampo, subito rimpallata. Questo è il gol che ci voleva anche per dare fiducia ai ragazzi dei Gunners, trovatosi sotto di 2 gol nonostante un primo tempo tutt'altro che disprezzabile. Qui Santamaria fatica un po' a contenere le incursioni del numero 10. Ceccarelli va giù e con questo si prenderà probabilmente un time out per i Gunners. Venite qua un attimo al volo, regà. Ripartiamo da qui, siamo all'altezza dei minuti di recupero del primo tempo, circa un paio di minuti al 25esimo. Cordella, i Gunners che hanno appena accorciato dopo un primo tempo in intero svantaggio, finisce a terra nel frattempo un giocatore maglia-rossa, si tratta di Paoletti, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si prosegue con il Toro Viola che può rilanciare in avanti una delle ultime azioni del primo tempo, pallone calciato verso il centro dell'area, la copertura di Santamaria era il numero 7 dei Gunners, molto buona la copertura. 2 minuti a partire da adesso al termine del primo tempo, Gunners sempre sotto di un gol, 2-1 per il Toro Viola, ha riaperto la partita poco fa. Passa per le maglie rosse, Mazza, Ceccarelli, ne ha 3 davanti, il numero 20 prova il filtrante Mazza, riesce a girare molto bene attorno al pallone che viene appoggiato all'altezza del dischetto del calcio di rigore, non c'è però nessuno ad accogliere il passaggio, molto buono. Il numero 11 Bernardi, dunque la rimessa laterale per il Toro Viola. Circa un minuto
Al termine di questo primo tempo poi si riprenderà tra 5 minuti a campi invertiti. A lei non guarda mai prima che riceve palla, se lo dica sempre giù. Lei insegna a giocare su No, non disse cose, far serio. però non mi chiamate fuori che le dico insegna a tirare, giochiamo. Non serve, Papu. Sì, Andrea. Passa. Ceccarelli, scusate. Bottighi. Uno lungo quando viene il Papu. Paoletti ne ha 2 addosso, tiene il pallone incollato al piede, però il numero 10, azione spettacolare alla fine, l'appoggio per Ceccarelli, murato, e può ripartire il Toro Viola forse nell'ultima azione di questo primo tempo. Si trascina il pallone fuori però De Cristofaro, vediamo che ne pensa il direttore di gara, si prosegue ancora per un'azione. Ceccarelli, scusate Cordella in avanti con il destro a servire sempre lo stacco di testa di Bernardi, chiuso, rimedia anche una craniata, un difensore in maglia bianca. Ha preso la botta in testa. Portate un attimo. Gioco inevitabilmente fermo. Una bella botta per il difensore in maglia bianca, cerchiamo di capire chi è appena si alzerà. Nel frattempo si concluderà con ogni probabilità con questo punteggio il primo tempo di questo Toro Viola Gunners. Uno perché sennò dopo non gliela fai sempre in spalle. Tu gli porti l'uomo, lui vanno in spalle. Ma c'è il tuo mezzo, per quello che si stretto. Tu vieni in mezzo del rivale, lui si esce e lui si va in dietro. Se no gli porti tutti gli uomini. Stavamo più da 4 anni. Però non lo fa se fai male. Giochiamo ragazzi. Mi stai scherzando? No. Tutto ok, e come da copione si va al riposo sul 2-1, la doppietta di De Cristofaro, il gol di passa a riaprire le marcature in 25 minuti, 2-1 per il Toro Viola. Ripartiamo da qui, dal tiro da centrocampo tentato da De Cristofaro e dalla puntuale parata di Delfini. Toro Viola, ricordiamolo, che ha chiuso il primo tempo avanti per 2-1 e si inaugura questo secondo con un calcio di punizione dal limite per il fallo subito sempre dal numero 9. Sempre in sensi pali che fammi serie, Matteo. Ci sono Rascioni e De Cristofaro sul pallone a circa un paio di metri dal limite dell'area difesa da Delfini. 3 uomini in barriera, buonissima occasione per il Toro Viola. Dopo un minuto dall'inizio di questo secondo tempo va proprio il numero 9 al calcio di punizione, battuta tesa, riesce a superare la barriera, poi colpisce uno dei ragazzi posti nell'equivalente dell'area piccola di Delfini. Pallone infine spedito fuori dal campo. Perché ti stai abbassando? Paoletti, aggancio così del numero 10, non era male invece il lancio di Bernardi che torna ad azzannare le caviglie del giocatore in maglia viola. Santa Maria tocca per passa, tiene sempre il pallone, passa, si porta quasi sul limite del fondo e va a battere Scala per il 2-2, ancora un gol spettacolare di Marco Passa, il numero 8, quasi sicuramente il miglior uomo in campo, il 2-2 dei Gunners dopo 2 minuti dall'avvio del secondo tempo. Adesso è tutto da rifare per il Toro Viola che si era visto in un quarto d'ora avanti di 2 gol e adesso a cavallo dei 2 tempi. Si trova recuperato dai Gunners guidati da un incontenibile Passa. Il neoentrato numero 18 Leoncavallo a lanciare in avanti sempre passa in 1 contro 1 con l'avversario, tocca alla fine dietro per Mazza verso il centro, lo stacco di testa, aveva tutto lo spazio che potesse chiedere Paoletti. Questa era una grandissima occasione per il 3-2, niente da fare. De Cristofaro, Bravo! Adesso Leo! parecchio Rascioni. Bravo! Va bene là, Papu, fermati là, Papu.
Leoncavallo buttato giù, calcio di punizione. Cordella la battuta, ancora per Leoncavallo, indietro. Sei bravo. Non fa di testa tu. Delfini, Leoncavallo aveva Pera addosso. Poi in avanti spizzato da Pauletti, finisce a terra, Non lo perde. passa. Pallone rilanciato in avanti dal Toro Viola che però sembra piuttosto sbilanciato all'indietro. Ci sono soltanto 2 uomini nella zona offensiva all'altezza dell'area dei Gunners. Gunners che adesso va senza fretta a costruire l'azione di un eventuale 3-2. Leoncavallo passa ancora un tunnel per passa, si becca anche un calcio di punizione per Gunners da buona posizione. Dai, cazzo c'è? Ma che la faccia da rincoglionito, vatti da solo. Non andate tutti, è Cordella da solo. Leoncavallo e Cordella la battuta, il numero 18 cede la posizione Passa tu. al capitano pronto ad andare quasi di punta, ma infatti alla conclusione colpisce però gli stinchi di Rascioni che se ne esce benissimo e prova a rilanciare in avanti i compagni, pallone che con un po' di difficoltà arriva alla fine sui piedi di Finello che però se lo allunga un po' troppo e allora sempre Grande Papu. Cordella a rilanciare in avanti, calcio di Ma così punizione. non lo fai più giocare, gli si avvisca tutto e si avvisca. Bravo. La libera. Tienilo lì, tanto ci mette De Christopher mezzo a 2, incontenibile il numero 9, alla fine gli sfiorano il pallone, quanto basta per prendersi una rimessa laterale. Ancora il numero 9 tocca in avanti per l'inserimento di nessuno, Finello era troppo indietro e allora Delfini la chiama, la fa sua e serve Cordella, partita che si è veramente accesa adesso dopo un primo tempo non a senso unico ma quasi. Qui il pallone viene toccato da De Christopher proprio di fronte a Delfini che è costretto a un intervento di puro riflesso per impedire la rete del Toro Viola. Andrea, chiamati uno, ce n'hai due, Andrea! Ce n'hai due! Calcio d'angolo in direzione di Zaccardi. Calmo, se non ce l'hai. Sì, perché siamo abbassati per l'apertura. Cordella. Sta mandare in basso, Leoncavallo è scattato sulla destra a Bernardi, servito perfettamente dal numero 18 lo stop col petto, però non è così. Bravo. Andrea, dai una mano, se no Santa Maria. Cercatelo, Cavallo. Papu, cercatelo. Ancora il numero 18 costretto ad inseguire il pallone, il numero 7, la conclusione arriva a 1 millimetro dal palo difeso Marco! da Dai, Scala. che poi ti cambia, dai, che la fai? Leoncavallo, lo stop, ottimo l'impatto del numero 18 Poggia. in questo secondo tempo, ha rilevato l'altrettanto buono numero 4 Botteghi, decisamente tra i padroni del centrocampo nella prima frazione di gioco. Qui passa, aggancia così con il tackle, il pallone viene rilanciato in avanti in direzione di De Cristofaro, l'intervento di Cordella e di quelli che valgono una rete. Non so che c'ho dietro. Va bene. Vieni, Papu, vieni, Matteo. Restano due liberi di qua. Piccinin, Solo. stop così per Mazza. Ecco il Papu, dategliela però. Leoncavallo manda molto bene a vuoto Finello. Leoncavallo aspetta poi i compagni, va ad allargare per Pauletti, ottimo lo stop del numero 10 in 1 contro 1 con Messina che però è insuperabile, gli porta via il pallone, prova a rilanciare in avanti, lancia così ma arriva comunque De Cristofaro. De Cristofaro in 1 contro 1 con Cordella, De Cristofaro imperioso mette a sedere Leoncavallo, prova ad allargare sulla sinistra per Finello, tutto buono tranne il passaggio che doveva lanciare il numero 10 in direzione dell'area avversaria. Allargate qua, Fino. capito? Esci, fino. Andiamo.
facevo io il lancio. Ecco il Paolo Lungolino, è Paolo Lungolino, dai che è il Paolo Lungolino. Guardalo. Solo, gira dell'Andrea, Andrea. Leoncavallo indietro per Cordella. Cambia tutto in direzione di passo. Il colpo di testa, niente male. Di Messina. Leoncavallo prova a cercare spazio, è partito Santa Maria sulla destra, c'è forse un fallo, prosegue invece ancora il numero 17, rientra sul destro dalla conclusione, colpisce l'avversario e poi la finisce quasi su piedi di Finello, così a mettere giù il pallone di testa. Il fisico non lo aiuta, commette anche fallo ai danni di Leoncavallo e allora gioco fermo. Babu, vieni fuori 5 minuti. Leoncavallo. Mazza. Bernardi forse ha subito fallo, il numero 11 in maglia rossa, non c'è nulla secondo l'arbitro, dunque si prosegue il mancino in avanti. Mal calibrato, Santa Maria recupera il pallone, Leoncavallo. Ottimo veramente il numero 18 al centro del campo, scodella tra due compagni, il pallone però passa oltre, c'è anche un pestone subito dal numero 5 del Toro Viola, Piccinin. Calcio di punizione dalla difesa. Battuto per il compagno sulla destra, c'è Ceccarelli, tornato in campo il numero 20 dopo la buona prestazione nel primo tempo anche per lui. Piccinin l'imbeccata centrale, così rivedibile, era comunque marcato da Mazza il numero 7 Pera. 10 minuti del secondo tempo, quarto d'ora al termine, 2-2 tra Gunners e Toro Viola. Marco, vai lungo, vai State fermi, dai! Squadre in questo momento non vedono alterare la propria classifica da questo pareggio. Manca ancora un quarto d'ora, ricordiamolo, c'è ancora molto da vedere, ma in questo momento rimarrebbero sesti e ottavi alle rispettive rivali. Santa Maria riconquistano il pallone, è andata una conclusione piuttosto strozzata, una scarica di bestemmie da parte del numero 9 e capitano De Cristofaro del Toro Viola porta l'inevitabile ammonizione. Hanno levato la... Ma che levato? Non c'è manco più il giallo. Non c'è manco più il giallo. Ed è un campionato senza punizione fuori questa cosa. No, non hai capito, hanno levato la regola, tu mi ammonisci, poi fuori un anno abbiamo giocato senza bestemmia, ora io devo stare attento. Marco, sincero Marco, c'è il Paolo, giuro. Giocio. Rimessa laterale in zona centrocampo per il Toro Viola, Bernardi in avanti, ancora l'intervento di Messina. Messina verso il centro, Mazza riconquista il pallone ancora per Leoncavallo all'altezza del cerchio di centrocampo, serve, passa che non molla, finisce alla fine per terra, non c'è ovviamente fallo, allora può proseguire Rascioni per il Toro Viola. Stai su 10! C'è poco movimento nell'area difesa da Delfini, dunque il pallone praticamente un passaggio per il portiere delle maglie rosse, Cordella. Leoncavallo, ancora per il capitano Leoncavallo, Cordella. Fallo girare, fallo giocare! Ancora Cordella, l'intervento di Finello quasi a vuoto, il numero 5 difende il pallone, quasi involontariamente lo restituisce a Rascioni. La scivolata grandiosa di Bernardi, Ceccarelli stoppato, rimessa laterale in zona offensiva per i Gunners. Vai Leo, vai un po' giù Leo! Ehi! Che cazzo! Fallo da gioco pericoloso fischiato al Toro Viola, dunque è probabilmente calcio di punizione per Gunners. Pallone toccato velocemente verso il numero 8, il doppio intervento di Scala.
Mentre tutti gli altri guardavano l'arbitro, nessuno stava controllando il numero 1 del Toro Viola mette a segno una delle migliori parate della sua partita. E allora subito calcio d'angolo per i Gunners, calcio d'angolo battuto basso sul primo palo, Messina spedisce il pallone nel parcheggio. Marco! Rimani là, Marco! Aspettiamo l'arrivo di un'altra sfera, eccola qui. Matteo! Come Rientra in prima, campo Pauletti Davanti, ed esce uno dei man of the match di questa torna, mi sera. raccomando, Passa. quello che fa male. Poi entra Bottini. Poi entra Bottini. Oh, concentrati! Dai, Babu! Dai, Babu! Lo fai tu, Ceccarelli col petto, stop così così, sbilanciato da Rascioni, rimessa dal fondo per il Toro Viola. Viene chiamato un time out dalla panchina del Toro Viola, dunque andiamo brevemente a riposo adesso che siamo al quarto d'ora del secondo tempo, 10 minuti al termine della gara. Rieccoci qui, 10 minuti al termine della gara, punteggio sempre fermo sul 2-2 che potrebbe avere una svolta proprio in questo secondo con De Cristofaro che aveva mandato in avanti il compagno, la copertura altrettanto buona dei due centrali in maglia rossa, pallone riconquistato però da Rascioni sulla destra per De Cristofaro, bravissimo Santamaria a portargli via la palla, Santamaria che lancia in avanti Pauletti stop con il sinistro, così verso il centro, quel ritorno di Santamaria murato e allora ancora un contropiede per il Toro Viola, partita decisamente bella in questo secondo tempo dopo un primo piuttosto privo di conclusioni degne di interesse. Qui invita a placare gli animi il direttore di gara, anche un cartellino giallo in mano. Mirko, ti prego, il numero? Che numero è? 11, dai, 11. Sì, mi dici che numero è? 11, arbitro. Marco, vieni a recuperare. Recuperiamo, si è girato al contrario e l'hai centrato. Che devo fare? Lei si è girato al contrario. Che Babu! Dai. Cordella alza un campanile, gioco rimasto fermo qualche secondo poco fa, c'è un colpo accusato da Piccinin. Allora continuiamo il gioco che si sta un po' spezzettando in quest'ultima fase del match. Leo, una mano dietro, non te su. Fioccano anche le proteste da entrambe le panchine. Pallone toccato di testa in direzione ancora di Piccinin, la battuta Piccinin avanti De Cristofaro, gira attorno al pallone Santamaria alla copertura. Si prende la rimessa dal fondo, rimessa laterale con le mani, scusate. Santamaria profondissimo a cercare Pauletti, Messina, Piccinin. Finisce il pallone sui piedi di Botteghi che non stava guardando, la conclusione non è affatto male, forse deviata, costringe a uno splendido intervento Delfini. Pauletti, bravissimo il numero 10, ne ha però 3 addosso, dovrà fare più di quanto può e qui prende addirittura la traversa, la posizione improbabile, il massimo che poteva fare, splendida azione del numero 10, Valerio Pauletti. Ribadiamo un secondo tempo decisamente più divertente del primo, dove erano mancate forse le conclusioni in porta, quindi abbiamo praticamente 1 al minuto, entrambe le squadre sul 2-2, vogliono portare a casa i 3 punti. Qui c'è forse un fallo, si prosegue invece con il Toro Viola che conquista il pallone spostato sulla destra per Calì. È un cavallo, si sforza di tenere in gioco il pallone, rimessa affidata a Scala. Matteo! Non ti fa tirare la palla, recuperi! Scala per Piccinin. Stai attaccato. 7 minuti al termine in questo momento. Piccinin profondo per De Cristofaro, il colpo ad allungare così arriva Vieni Babu, Leo! Campopiano a commettere anche fallo, dunque calcio di punizione in zona difensiva per i Gunners. Ma che cos'è? Lo stavo già chiamando, mister.
È uscito Calì dopo pochi minuti che aveva calcato il campo di gioco per la prima volta in questa gara. Si è evidentemente fatto male il numero 16 del Toro Viola, qui colpo di testa di Leoncavallo. Calcio d'angolo indica il direttore. Ma guardate una svegliata! Va Leoncavallo la battuta, in area ci sono Mazza, Paoletti e Ceccarelli, pallone allontanato comunque dagli uomini sul primo palo per il Toro Viola. De Cristofaro prova a lanciare in avanti il compagno, Cordella ancora a spazzare via. 6 minuti al termine a partire da adesso. Pallone in direzione del numero 13 Zaccardi. Paoletti, Piccinin, molto buono intervento del numero 5, allora in grado compito di contenere l'incontenibile Valerio Paoletti. Pallone colpito di testa, finisce quasi sui piedi di Campopiano, che protesta anche, il gioco prosegue. Vediamo a distanza i primi uomini dello Sporting Club e dell'Atletico Giraffa che giocheranno qui tra 10 minuti per l'ultimo match della serata. Qui Leoncavallo regala ancora una rimessa laterale al Toro Viola, adesso ne mancano 5 minuti al termine, poi sarà recupero sicuramente abbondante dato le numerose interruzioni. Pallone verso il centro, il controllo così Botteghi e Cordella su De Cristofaro. De Cristofaro riesce comunque a servire il compagno, si tratta di Pera. Poi Botteghi e Cordella, ancora il pallone non si decide ad uscire dal campo e allora De Cristofaro all'indietro per Piccinin che va alla conclusione, rivedibile. Secco, vieni Secco, vieni! Abbiamo finito tutto! Delfini, Piccinin di destra, De Cristofaro sulla destra, il pallone battuto corto, ancora De Cristofaro porta via il pallone, va alla conclusione, colpisce in pieno il palo il numero 9 del Toro Viola, sfortunatissimo, aveva fatto una gran cosa recuperando palla e spedendola verso la porta di Delfini. Questa volta però il pallone si infrange sul palo negando della tripletta. Siamo subito in avanti però con Paoletti che mette a sedere Messina dall'intervento da terra di Messina. Calcio d'angolo allora per Gunners, è di nuovo entrato, passa l'uomo per tira delle maglie rosse che batte corto sul primo palo ed è il gol che può valere 3 punti per Gunners, il gol del 3-2 che arriva a 4 minuti dal termine del match. Si è avventato Mazza sul pallone, battuto basso su calcio d'angolo da passa e dunque 3-2 per Gunners a 4 minuti dalla fine della partita. Conclusione dal centro del campo che inquadra bene la porta di Delfini, che però è attento a respingere, si prende anche un fallo, passa. Dai piccolo, sei tu sopra, piccolo, rimani là. Certo, a me non mi manda fiscali. Piccolo. Ma pure quello dell'altra. Dai, piccolo. Qui si arrampica sulla schiena dell'avversario Leoncavallo, dunque calcio di punizione per il Toro Viola. Circa 2 minuti al termine del match. In attesa della comunicazione del recupero del direttore di gara, pallone battuto profondissimo per la testa di Campopiano. Botteghi allunga Botteghi in direzione di Paoletti, ancora Botteghi.
Ottimo il numero 4 che scavalca l'avversario, si porta il pallone in avanti, Botteghi anche lui tra i migliori dei suoi, batte profondissimo però con il mancino, evidentemente non è il piede del numero 4 in maglia rossa, dunque rimessa da fondo per Scala, che faceva a tempi il così Toro Viola se vuole vedere qualche possibilità di riagganciare questo 3-3 e perché no anche provare a ribaltare questa partita nei minuti finali, partita che però si è messa decisamente su binari favorevoli ai Gunners, che qui potevano andare anche in porta. Leoncavallo ha mancato l'aggancio e ha pannato anche il numero 18, ottima partita per lui. Toro Viola in avanti va addirittura a coprire Bernardi, finisce giù prendendosi anche un brutto pestone bassa, gioco fermo. Il problema non segue. Pallone spedito lontanissimo dalla difesa in maglia rossa. Botteghi in 1 contro 1 con Finello. Finello gira attorno al pallone, c'ha Alli Rascioni, evita di servirla, alla fine si affida a Campopiano. C'è spazio sulla sinistra per Piccinin, puntualmente servito. Piccinin che riscolella verso il centro. Mazza, ottima la sua partita, al di là del gol decisivo. Paoletti tenta un dribbling di troppo, poteva lanciare Leoncavallo verso l'area avversaria. Qui la conclusione è strozzata, non un granché di Finello. 2 minuti a partire da ora per il finale del match. 3-2 Gunners, ricordiamolo, per quello che comincia in questo momento. Lui in avanti sono addirittura 2 contro 2 gli uomini in maglia rossa. Paoletti a lì Leoncavallo, Paoletti aspetta qualche secondo di troppo, rientra sul mancino e quasi va giù, non c'è nulla. Botteghi riconquista il pallone sbilanciatissimo, il Toro Viola in questa fase. Leoncavallo mette quasi a sedere l'avversario, Leoncavallo va alla conclusione, Scala è attento e può ripartire il Toro Viola. Botteghi, Campopiano finisce giù, si prosegue. De Cristofaro alla fine si prende il fallo. Vieni, Babu, dai. È finita, Marco. De Cristofaro alla battuta. Due soli, sei andato solo al mezzo. Uno delle la direzione centrale porta di Arriva il Babu in barriera, aspetta. Stai lì che ti viene in 10 da quella parte. Ecco il fischio, va De Cristofaro la conclusione, pallone deviato, sfortunatissimo il Gunners si trova pareggiato 3-3 in pieno recupero, il tiro del numero 9 deviato, non abbiamo ben visto se si tratta forse di un autogol, comunque 3-3, nonché fine della partita. Si va dunque, si va a casa sul 3-3, un punto a testa Gunners e Toro Viola. Sfortunati Gunners in controllo per quasi tutto il secondo tempo. Posizioni in classifica invariate, un punto a testa, si va a riposo in attesa del prossimo match della serata, Sporting Blues contro Atletico Giraffe.